Capo! Lo strazzi! Le urla e poi quell'immagine che vede l'agente delle volanti stringere al collo un ragazzo. Il video ha fatto il giro del web e per qualche istante riporta alla mente fatti ben più gravi accaduti oltreoceano, ma noi non siamo in America, siamo a Vicenza, domenica pomeriggio. Dalla questura al momento nessuna nota ufficiale, ma solo la ricostruzione dei fatti di quanto accaduto fra Piazza Castello e via Roma in città. E allora partiamo dalla ricostruzione degli eventi. La volante è chiamata per un intervento in Piazza Castello dove sarebbe in corso un litigio tra due cittadini italiani. All'arrivo degli agenti attorno c'è un gruppo di ragazzi sui 20 anni. Gli agenti li invitano più volte ad allontanarsi ma nessuno se ne va, anzi uno di loro, un 21enne di origini cubane ma regolare sul nostro territorio, comincia a deridere gli agenti, li apostrofa dicendo loro che ha tutto il diritto di rimanere dov'è. Allora uno degli agenti gli chiede ripetutamente di mostrargli un documento ma il giovane si rifiuta. Gli animi si scaldano all'ennesima derisione all'accusa lanciata di abuso di potere della polizia. L'agente blocca il 21enne con una mossa che sembra volerlo strozzare. Lo strazzi! E qui intervengono gli amici del ragazzo che riescono a liberarlo e si dà alla fuga. Verrà ripreso poco più in là da un'altra volante, portato in questura per l'identificazione e arrestato per esistenza pubblico ufficiale. Ora è agli arresti domiciliari in attesa della convalida. L'agente è rimasto ferito nella colluttazione, ha una prognosi di 3 giorni. Il ragazzo non avrebbe riportato nessuna ferita o botta. Rimane quel video che gira sul web mentre la questura sta visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. Gli agenti, ha spiegato il dirigente delle volanti Raimondo Martorano, sono intervenuti in inadempimento alle norme. Per quanto riguarda l'azione dell'agente sarà l'autorità giudiziaria a decidere se intervenire in via disciplinare. Intanto su quanto accaduto sta montando la polemica. Coalizione Civica chiede un'indagine interna.